Buonsenso e rapporti umani e assoluta mancanza di valori. Una caduta di stile che non dovrebbe mai riguardare il mondo dello sport. Questa in sintesi la triste vicenda che riguarda Pino Rigoli, apprezzato allenatore che gli agrigentini conoscono benissimo e amano ancora ricordandolo alla guida dell'Acragas. In queste ore Pino Rigoli la partita più importante la sta giocando in una corsia di ospedale perché contagiato dal Covid. Il mister fino a ieri allenava il Messina Calcio, una squadra a 5 punti dalla vetta, una classifica degna di nota e con 2 partite da recuperare. Un'ottima posizione, non c'è che dire, se non fosse per l'incredibile autogol della società che di fatto fa retrocedere il Messina all'ultimo posto della classifica del buonsenso. Terza nella classifica di Serie D, grazie appunto a Pino Rigoli, ma ultima nella classifica che più conta e che dovrebbe far arrossire. Esonerare il tecnico comunicandogli in ospedale la decisione non è stato un bel gesto per uomini di sport. Nemmeno le condizioni di Rigoli, che aveva trascorso qualche giorno in rianimazione, hanno fatto cambiare idea ai dirigenti della squadra peloritana. I giallorossi si sono trovati di fronte al momento sbagliato e senza motivi validi, a quanto pare, visto che il Messina con Pino Rigoli sognava la promozione. È arrivata invece per il momento una penalizzazione che non incide sulla classifica, ma lascia sicuramente un brutto segno.